500 metri quadrati di copertura divelta dalla forza del vento. All'ospedale di Castelfranco Veneto è stata una corsa contro il tempo l'altra notte per non creare disagio ai pazienti dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, che ha in uso i locali interessati dalle conseguenti infiltrazioni d'acqua. L'ufficio tecnico dell'ULSS 2 si sta occupando dei lavori di ripristino. I danni ammontano ad almeno 400.000 euro. Allo IOV spetta la gestione logistica. Sono state interessate una piccola area della terapia intensiva che però ha necessitato di bloccare l'utilizzo di 3 box per un totale di 4 posti letto e quindi il personale ha spostato in un'altra area i pazienti che erano lì assistiti. E poi c'era il problema di un'area delle sale operatorie che è diventata non agibile nei giorni successivi. Ma malgrado questo, interventi, ricoveri e terapie non hanno subito ritardi. I pazienti che comunque, per i quali era previsto comunque l'attività chirurgica, sono stati tutti trattati come da programma, solo che il personale ha allestito altre sale operatorie. Ugualmente per quanto riguarda la terapia intensiva, che sono previsti 6 posti letto attivi, in questo momento quelli agibili sono 4, abbiamo provveduto ad allestire in 2 stanze vicine, che sono comunque con i requisiti necessari, ulteriori 2 posti per garantire comunque sempre 6 posti letto. Questi saranno pronti da domani. In un post su Facebook, Benini ha voluto dimostrare la sua gratitudine al personale e a tutti coloro i quali hanno reagito prontamente a quello che è successo per il bene dei pazienti. Un grazie ovviamente come sempre al personale sia del nostro istituto e della ULSS Trevigiana, così come le forze esterne, perché hanno permesso di affrontare questa grande emergenza senza arrecare problemi all'assistenza.